Un tempo di grazia e di fraternità, così stanno trascorrendo i giorni della visita ad limina apostolorum che i vescovi liguri stanno per portare a compimento. Non solo l'adempimento formale di alcuni atti, ma un'occasione di conoscenza reciproca e rafforzamento nella fede sull'esempio degli apostoli. La visita è stata aperta dall'incontro con Papa Francesco. Che abbiamo trovato in buona forma e che ci ha subito messo a nostro agio. Il dialogo con lui è stato franco, cordiale, soprattutto direi che abbiamo sperimentato la sua grande paternità. È davvero una grande grazia di avere questo Papa e chiediamo la grazia che il Signore continui a benedirlo e a proteggerlo. Le celebrazioni eucaristiche nelle basiliche vaticane come gesto di affidamento al Signore del proprio cammino e di quello delle diocesi affidate a ciascun pastore. Poi l'incontro con i dicasteri, non come atto burocratico ma come condivisione e apertura all'unica Chiesa universale. Sentire che la nostra Chiesa, le nostre chiese della regione ecclesiastica ligure sono inserite in una dimensione universale ed è bello conoscere vari modi di vivere la fede, di testimoniarla, di annunciarla. Affrontare un po' i nostri problemi, condividerli, ricevere degli stimoli, degli spunti per poi poterli riversare in diocesi e di conseguenza non una visita che rimane isolata alla singola persona, ma semmai proprio nella persona del vescovo viene poi riportata nella chiesa locale. Intanto ci è stato offerto un ascolto molto attento, ci è stato donato uno sguardo universale sulla Chiesa e sul mondo e poi abbiamo percepito il desiderio della Curia Romana di essere a servizio delle diocesi. E infine questi 3 giorni sono per noi vescovi liguri l'occasione di conoscerci meglio e di crescere in quella fraternità che speriamo tutti possa portare buoni frutti.